Pensiero del giorno. Martedì 3 settembre. L'amore rende liberi. L'amore vince tutto. Si potrebbero dire infinite cose su questo amore che Gesù ci insegna con la sua vita, con le sue parole. Ma oggi vorrei sottolineare solo 2 punti, che sono comunque di fondamentale importanza. È necessario amare tutti, senza eccezioni, senza selezioni, senza preferenze, come Dio fa con noi. E qui si tratta di amare l'amico e il nemico, l'insegnante e il vicino, il postino e il collega. Amare tutti significa anche amare chi è lontano da noi. Il secondo punto. Dobbiamo essere i primi ad amare. Normalmente amiamo quando ci sentiamo amati, rispondiamo all'amore che ci viene incontro. E se non ci viene incontro? No. È molto meglio prendere noi l'iniziativa, essere i primi a dare un segno di amicizia, di perdono, di disponibilità a ricominciare dall'inizio. Provate ad amare in questo modo. Sperimenterete una grande libertà, perché siete voi i protagonisti. Messaggio di Chiara Lubick ai giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. Germania 2005. Parola di vita settembre 2024. Siate di quelli che mettono in pratica la parola e non soltanto ascoltatori illudendo voi stessi. Siamo membri del movimento dei focolari da vari paesi dell'America Latina e dall'Italia. Ti è piaciuto il video? Metti mi piace. Abbonati al canale. Suona la campana.